dalla capo alla capo. Sì, certo, fra poco comincia la caldume. Dalla prossima settimana c'è tutto La prossima settimana l'occorrente. Riccardo facciamo la caldume. 7,50, buongiorno, un chilo di qualume 7,50. Allora, che mi dici Sabrattiele? Io volevo il tuo parere. Per non offendere nessuno, però mi sa No, che... ma no, non bisogna offendere perché Sì, ormai però oltre ad RTL c'è anche il divieto di sosta, quindi hanno fatto due cose. queste zone quelle che poi il mio parere di quanto è tu parere della Badarova, il mio No, parere. no, ne ho presi altri che non sono contenti. Ti devo Non chiarire siamo anche... contenti perché ti devo- appena non ci sono i posteggi. a un mese circa lo possiamo chiudere e ce ne No, andiamo. perché non ci sono i posteggi, quindi se tu fai la RTL come si chiama, dato un mercato, e ci metti, e ci metti anche il divieto di sosta vicino all'entrata, quindi non Allora ho la capito. fanno la mattina o la fanno il pomeriggio, non li due hanno a fare. Uno delle due, e agiolano i commercianti per poter lavorare. Cioè, il mercato è un mercato vivo, se tu lo Vivo, e non blocchi c'è così, nessuno, guarda, fai una inquadratura. sì, lo vedo, oggi Non c'è è, nulla. è vuoto, perché la gente, Non c'è nulla, io ho perché visto gente onestamente 80 euro di penalizzazione perché non che tornava indietro con la macchina perché dice c'è. Il problema lo sai che cos'è? Che la gente non nemmeno può stare. Certo, appunto. Dice ma la DRL c'è in tutta Italia, sì, però ci sono anche i posteggi. E allora, mondo di Facebook e buongiorno. Un spettacolo, un chilo di insalata a 4 euro, un chilo di ceppa a 5 euro, un chilo di marecero, sotto costo expert. E la può fare chi per sia, sbottonata, come la può? Il problema è questo. Certo. Il Ci problema hanno fatto due cose, ZTL e divieto di sosta, furbe. Allora che fa? Allora tu puoi reprimere, non vuoi aiutarlo nel caso. Ma ZTL ci sta in tutti. Però i posteggi, uno che abbiamo mercato non ha posteggiare in TS. buongiorno. Allora come siamo? Come inizia tu Anna? Pronto? Con le braccia con sé. Con sé. Perciò quindi gli diciamo ai palermitani di scendere pure, no? Perché c'è la zona attiene. Bisogna incoraggiare, lasciamoli stare questi supermercati, deve vedere cose vive, cose storiche. Dal produttore al consumatore, tutto artigianale, terza generazione. Un spettacolo, la prossima settimana tu vedi pure la Roma, capora. La caldume da Riccardo. Capora, poi vi faccio a vedere un spettacolo. Il rodino, le carote, le cose. Seta. Un pignatone, vero, poi. Pizza con spettacolo. Dai, domenica non forse. Io domenica dove sono stato? In giro, ma Andavo ero sposo, 5 euro non è non da andato. che. C'è un che andava. A